quanto questa mancanza di capacità di riflettere seriamente cosa sia stato la fine, la crisi della Prima Repubblica. In realtà del dopo Craxi non si è discusso abbastanza, non per discutere di Craxi, ma perché il sistema della Prima Repubblica veramente si è andati avanti per anni convinti che gli eroi di Mani Pulite avevano reso giustizia a questo paese e che ci si era liberati da una classe onnivora e da partiti che occupavano la società italiana e che quindi era necessario procedere verso un meccanismo di rinnovamento, di cambiamento. Ci troviamo 10 anni di distanza con non soltanto con grandi perplessità su quanto avvenne allora per un verso, con la grande incognita del vuoto che rischia di avvenire su musica, che è tutta fondata, come ho detto anche prima Bergamo, sul berlusconismo e sul suo opposto. Il berlusconismo è l'antiberlusconismo che si tiene, che va a braccetto, che affolla le nostre notti, le nostre serate televisive, la nostra cultura che è tutta pervasa da quest'idea che se la società italiana fosse tutta costretta a confrontarsi con questo che non è affatto un modello. Abbiamo scoperto che non è neanche un modello, non è un modello di governo, perché il berlusconismo, ahimè, frana sotto le macerie dell'Aquila, mi dispiace, perché drammaticamente questa tragedia nazionale è anche la sua tragedia politica, perché non è possibile pensare di governare un paese considerando un'emergenza permanente. Frana l'idea di una società mediatica e di una politica, questa sì, il padre Mettino lo chiamava così, la chiamava la videocrazia che ha fatto la felicità del tycoon e dei suoi emulatori, perché anche a sinistra ci sono stati emuli del meccanismo berlusconiano. Frana anche qui, perché non c'è niente di più vulnerabile e non Santoro, ma Goebbels aveva capito prima, quando ripeti una cosa 10 volte, 100 volte, 1000 volte, la cosa diventa realtà. E quindi questo Lazzaro non è l'eroe dei due mondi, io lo considero tale, non che si è sporcato le mani, ma rimarrà quello della Salaria. Il povero Piero Marrazzo, presidente della regione Lazio, finito sotto le macerie delle sue direzioni sessuali e via scorrendo, classe dirigente, triturata, maciullata. Questo è il paese in cui viviamo. Questo è il punto politico. Noi dobbiamo riorganizzare sul piano democratico una capacità di guidare il paese, di restituire una classe dirigente alla nostra democrazia, una speranza alla nostra gente, al nostro popolo, una speranza politica che sia il più possibile coerente con una linea teorica e pratica che fa parte del nostro bagaglio culturale. In questo senso è vero, la socialdemocrazia mondiale, diciamo, è in crisi, ed è il paradosso che la crisi economica che ha dato la fotografia di tutti i limiti di ciò che è il capitalismo, il turbocapitalismo, non ha avuto uno sbocco a sinistra. È paradossale, ma è così. Questa crisi economica avrebbe dovuto dare alla sinistra, in teoria nel mondo, uno slancio. La sinistra invece paga anche l'incapacità di dare lei una risposta alla crisi, il modello della nuova globalizzazione. Però tutto questo secondo me non confligge con l'idea che
ci si deve dare, cioè che la nuova sinistra del prossimo millennio mantenga e contenga in sé i valori e i principi ideali, oltre che la storia di una moderna socialdemocrazia. Non vorrei discutere del mezzo, però certo è che così come è stato costruito questo Partito Democratico, l'ideale Partito Democratico allontana, poco ci ha allontanato, allontana l'idea che il conflitto a sinistra, che il conflitto storico si sia potuto riassumere. Anche molto banalmente, nell'occasione del decennale della morte di mio padre Ventino, io ho sentito un esponente dell'ex-PC a dire una cosa, anzi addirittura si sono anche un po' infastiditi che il Capo dello Stato abbia mandato 20 pagine in cui diceva, e si libera, se posso dirlo, non si dovrebbe, perché bisogna avere sul Capo dello Stato sempre un rapporto di mantenere preferenti, però si è tolto di Sassoli una scala, dentro quel messaggio c'è una contestazione politica alla politica di Berlinguer. Non è che si esaltasse particolarmente Bettino Craxi, piuttosto si toglieva gli elementi importanti di una politica che fece, che lo vide appunto anche all'interno del PC, sostanzialmente sostenere quello che sosteneva prima Cacciari, accettare la sfida, dialettizzarsi con i socialisti, esprimere riserve sulla necessità che soltanto la politica della governabilità potesse dare uno sbocco politico e pratico, perché noi siamo alla fine, la politica della governabilità ha posto le basi per la nostra sconfitta, non per la nostra vittoria. Però tuttavia nella politica della governabilità c'è inevitabilmente, era il cavallo di Troia per l'alternativa o alternanza democratica di questo Paese. E ora che cosa rimangono? Sono tante rovine, dalle quali è più difficile ripartire e ricostruire, dalle quali però tuttavia possiamo trarne, se si vuole trarne, un insegnamento, e su alcune questioni di fondo, principi di fondo, coerenze di fondo, io penso, e lo dico più da dirigente politico che non da figlio, io penso che ci sia ancora molto da imparare, tanto da ricordare, evitare di mettere in un angolo della memoria e di farne un santino. Sarebbe stato per primo lui a rifiutare l'idea della icona o del santo da onorare per poi giustificare politiche che vanno esattamente nella direzione opposta da quelle che lui aveva prospettato. Immaginate Craxi alleato con la Lega di Bossi, no? Inimmaginabile. Era una delle questioni, di diventi. Noi siamo stati eletti nel centrodestra in una fase, tanto con Gianni, ed era anche una discussione quasi quotidiana, perché mi rendevo conto, e io dicevo, ma non possiamo pensare di rifare il psi del centrodestra, che poi il centrodestra sia meglio del centrosinistra, ma questo lo pensano in tanti, ma non possiamo. Ritenevo esaurita l'idea che si potesse ricostruire una forza socialista. Oggi non ritengo esaurita l'idea che si debba costruire un partitino, come diceva il nostro amico, di testimonianza, però penso che questa testimonianza politica sia utile, tanto più noi saremo capaci non solo di farli vivere difendendo le nostre idee, ma anche di riattualizzarle, ragionando profondamente sulla società che oggi ci è data, abbiamo ereditato.